Technology, Entertainment e Design protagoniste a TEDx Rovigo 2017 e per quanto riguarda quello che è la technology e il design c'è un esponente assolutamente di primo ordine, ovvero Mirko Pecorari, che è un aircraft designer. In che cosa consiste il tuo lavoro? Disegnare aerei, quindi sia come forma che come livree, perché è molto più facile essere chiamati per fare una livrea, quindi dare colore a una forma già esistente, e poi anche forme, comunque, e anche industrial design, ma comunque legato alla sfera dell'oggetto veloce da uomo, quindi comunque aereo, barca e cose di questo tipo. Si parla quindi di oggetti veloci, che volano, elicotteri, aerei, poi insomma Sì. tu vieni da una zona molto celebre per le Esatto. macchine e non solo, quindi insomma diciamo che la velocità è una delle tue caratteristiche principali. Sì. Si parla di tempo oggi a Oggi si TEDx parla di Rovigo, allora qual è il tuo rapporto con il tempo e con la velocità? Il rapporto col tempo è un disastro perché sono sempre fuori tempo, cioè io, dato che faccio un mestiere che è anche la mia passione, non riesco a dare ritmi alle cose, quindi questo mi crea molti problemi, però di fatto poi comunque, come dicono, quando fai un lavoro che ti piace non dovrai lavorare un'ora del tuo tempo, quindi. E per la velocità sono molto in strada, guido come una nonnina, no? Però mi piace moltissimo la velocità in volo, quello ovviamente è la cosa, anche perché devi essere veloce per rimanere in volo, quindi questo è molto molto, molto 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 bella. E tra l'altro Parlavo in inglese. nel tuo speech qui a TEDx al Teatro Sì. Sociale di Rovigo si è parlato molto dell'abbinamento tra motori, velocità e donne. Sì, esattamente, e ho una mia teoria per la quale il design senza tempo, quindi quel design che alla fine tu puoi far vedere la foto di un oggetto, no? Disegnato con questi criteri a una persona che è 5 generazioni in avanti nel futuro, potrai ottenere un ok, questo mi piace piuttosto che no, e quindi è legato molto alle forme che comunque noi gradiamo, ok? E io uso sempre dire che l'uomo ha un software in testa che è adatto a desiderare l'hardware femminile, chiaramente, perché ovviamente l'attrazione sessuale per la procreazione è quella lì. Quindi forme, proporzioni ed espressioni, prima ho visto alcune macchine che sembrano tristi piuttosto che allegre e cattive, fanno la differenza nel design, e questa è la cosa che ho esposto, la mia teoria che ho esposto oggi. Quindi sì, le donne erano la massima espressione delle curve della natura.